Ben ritrovati cari amici, un nuovo appuntamento con Radio Chef, anche oggi una puntata ricca di eventi, quelli del giovedì, dedicata appunto agli appuntamenti in regione da non perdere. Buongiorno, benvenuta Maria. Buongiorno Barbara, ben ritrovati a tutti. Sì, è tempo di andare a scoprire tutto quello che succede in regione. Eh già, infatti è sempre una stagione ricca, quella dell'autunno per quanto riguarda gli eventi, quello che la natura ci ha regalato, e poi anche il nostro Carso, ad esempio triestino, si riempie di colori con il rosso del sommacco, sfumature fantastiche, magari in contrasto anche con il grigio del cielo. Questo fine settimana sarà un'ottima occasione, se non sbaglio Maria, proprio per assaggiare questi prodotti. Sì, dici bene, perché si inizia già questo fine settimana con una piccola anticipazione per poi arrivare anche all'evento clou sabato 2 dicembre. Sto parlando, insieme anche agli amici di Promoturismo FVG, di questo appuntamento che si svolgerà a Trieste al mercato coperto per scoprire aromi, storie e cultura del Carso, ma anche del Friuli, dell'Istria e dei Balcani, con più di 40 agricoltori locali, maestri di piccole produzioni sostenibili. L'evento si chiama Farmer and Artist e appunto noi andiamo a parlarne un po' di tutto insieme a Enrico Milic, che ci racconta di più. Buongiorno Enrico, ben ritrovato. Sì, allora da venerdì 10 giorni prima dell'evento avremo una serie di locali importanti, insomma, che sono a Trieste, che sono concentrati sul cibo di alta qualità, che in questo caso vuol dire alta sostenibilità e anche una grande qualità del lavoro di piccole aziende agricole. Ecco, là in questi locali importanti della città avremo questi aperitivi slow, dove potremo bere i vini del territorio Carso, che di solito insomma lavorano veramente bene dal punto di vista sia della sostenibilità sia del prodotto finale, insomma al naso e al palato. E dopo avremo sempre questi aperitivi slow, i presidi slow food soprattutto della nostra regione. Ma detto questo, il grosso, il clou, l'evento importante, io credo, per l'enogastronomia della nostra città, Trieste, è quello che arriva sabato 2 dicembre, il mercato coperto a Trieste. Lo vedremo rinnovato sabato 2 dicembre, perché là avremo 40 piccoli produttori agricoli da tutta l'area della campagna storica di Trieste, quindi sia del Friuli sia del Carso, ma anche dall'Istria, e in verità arriverà qualcuno ancora più lontano dalla Bosnia. Là avremo appunto circa 40 piccole aziende agricole, campioni di creatività, artigianalità e sostenibilità, e inoltre avremo ben 12 presidi slow food da tutta l'area che vi ho menzionato. Quindi scegliere i produttori del nostro territorio è importante per sostenere sia le attività locali, ma anche per portare qualcosa di buono in tavola. Beh, hai detto bene, si arriva al momento in cui cerchiamo le cose che hanno un senso profondo, e va detto che ci sono pochi prodotti ormai che rispecchiano quelle condizioni di riscaldare una tavola, di riscaldare un'anima, perché sono figli di un'anima, del rapporto con la terra, con la campagna. Nel nostro caso appunto parliamo non di grandi aziende con megatrattori che spruzzano chimica a tutto spiano, ma veramente di micro aziende fatte da 1, 2, 3 persone al massimo di solito, che stanno bene in vigna, che rispettano l'ecosistema della vigna, se parliamo di un vignaiolo, ma potrebbe anche essere l'ultimo importante pastore del Carso. Potrebbe essere appunto la storia di Andrej Stoka dell'azienda agricola Antonic di Ceroglio in comune di Duino Orisina, che ha poco più di 200 pecore, presidio slow food della pecora cassolina istriana, che è una razza in via d'estinzione e che noi ci teniamo a sostenere sia col presidio slow food sia appunto in questo caso portando Andre e i suoi prodotti fantastici in mercato coperto quel giorno, e così appunto per molti altri, perché ne ho citati un paio di casi, ma veramente di prodotti che figli di un cuore, figli di un'anima, figli di un buon rapporto con la terra, buoni per i regali di Natale, veramente ce ne sono tanti sabato 2 dicembre al mercato coperto. Io intanto lo ricordo, l'ingresso è gratuito al mercato, quindi non c'è bisogno di prenotazione, è tutto semplicissimo, e potrete godervi anche dell'ottima musica, perché la giornata inizia alle 10:30, va avanti tutto il giorno fino alle 20, quindi c'è bisogno di un po' di musica, Enrico. Perché avremo in degustazione i più importanti vini del territorio, Carso e dintorni, avremo in degustazione i prodotti di alcuni birrifici agricoli, e inoltre, come hai detto tu, avremo anche della musica alle 11,
al momento di apertura del mercato ci sarà il coro maschile di Repen, diretto dalla grande esperta di cucina locale Vesna Agustina. Mentre dalle 5:15 ci sarà il gruppo jazz Swing à la carte, che in collaborazione con la Scuola di Musica 55 per 2 ore fino alla fine della giornata porterà la sua musica e appunto sosterrà questo clima di convivialità e festa in quel luogo caro alla città, caro al cuore della città di Trieste e caro ovviamente all'incontro fra agricoltori e cittadini. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a te e grazie a Radio.0. Grazie Enrico Milic, è stato un piacere parlare di questo appuntamento e quindi vi aspettiamo questo sabato 2 dicembre per iniziare il mese al meglio, ovviamente anche destreggiarci tra i prodotti del Friuli Venezia Giulia. Per tutte le informazioni c'è il sito trieste.green dove potete scoprire di più e già immergervi in questa bella avventura. Benissimo Maria, sarà sicuramente interessante anche poter assaggiare in un unico posto tutti questi prodotti e iniziare già a farsi un'idea proprio per quelli che saranno i regali del Natale. Noi però vi portiamo un po' più in là per chi volesse magari avvicinarsi alla montagna o fare un giro fuori regione. Siamo nella vicina Carinzia e con noi c'è sempre Nicole di Mindzontag e siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci proporrà questa settimana, cosa ci propone anche la rivista. A te Nicole. Buongiorno a tutti. Le previsioni meteo potrebbero prevedere la prima neve in bassa quota già dal weekend e allora la nostra redazione vi propone alcuni consigli per attività invernali che vi riempiranno il cuore e l'anima con paesaggi mozzafiato e natura incontaminata. Il modo migliore per vivere questi momenti di pace interiore all'aria aperta durante le escursioni invernali è proprio questo. Immaginate, la neve è caduta durante la notte e il paesaggio è avvolto da una coperta bianca. Che ne dite quindi di una piacevole escursione con le ciaspole? Ad esempio nel Dryland Lake, nei parchi naturali Dobrach, Rosenthal e Bodenthal o nella regione del Nockberge intorno a Bad Kleinkirchheim. Potete godervi appieno questa esperienza anche in Stiria, ad esempio con un'escursione con le ciaspole sul Teufelstein o nel parco naturale Pollauatal. Gli appassionati di escursionismo sono in perfette mani sui percorsi dei sentieri escursionistici austriaci, perché sono ben mantenuti anche in inverno e invitano a fare lunghi tour particolarmente belli nella regione, ad esempio di Schladming-Dachstein. Ma potrete godervi l'inverno anche di notte, trascorrere ore emozionanti sulla neve con la torcia in mano, esplorando ad esempio il parco naturale del Dobrach o durante una fiaccolata con cavalli come quella offerta dal Gut Trattelhof. Di notte si può scendere a valle su diverse piste da slittino, da Nassfeld attraverso la Lesachtal e i Nockberge fino agli Alti Tauri. Da segnalare la pista illuminata più lunga della Carinzia, la pista per slittini Malnitz-Jagminhalm di 3,5 km, ma anche la pista per slittini illuminata vicino alla malga di Heidihalm, appunto, sul Falktersee. In molti comprensori sciistici viene offerto anche lo sci notturno, ad esempio Bad Kleinkirchheim, Katschberg o Nassfeld. Lo sci di fondo è puro relax attivo perché si scivola tranquillamente attraverso il paesaggio e ci si gode l'aria fresca o il sole. I centri di sci di fondo più famosi della Carinzia sono l'arena di sci di fondo di Pirkdorf. Con i suoi 10 km si può sciare sia in stile classico che skating, ma anche St. Jakob in Rosenthal offre un'ampia offerta di piste da fondo per sciatori inesperti ed esperti. Lo stesso vale anche per la Villach Alpen Arena, considerata il centro degli sport nordici in Carinzia principale. In Italia, Valbruna e la Val Saisera sono un sogno per la vostra prossima escursione sportiva. La zona intorno al Monte Lussari e la pittoresca Tarvisio colpiscono con chilometri di piste per lo sci di fondo. In Slovenia, l'alta valle della Sava e la zona intorno a Kranjska Gora sono ideali per gli sport nordici. 40 km di piste battute conducono dal centro del paese al Nordic Center di Planica e oltre nella pittoresca Valle Tamar. A Kranjska Gora è possibile praticare anche lo sci di fondo notturno e se cercate ancora più meraviglia e volete lasciarvi incantare dalle montagne del Parco Nazionale del Triglav o Boimi, siete in buone mani. Altre attrazioni per lo sci di fondo si trovano sempre nell'altopiano di Pokljuka,
noto anche a livello internazionale per lo sport nordico di punta. Le attività non mancano quindi per questa nuova stagione che nelle Alpi ci stupisce con valli innevate e numerose attività per tutta la famiglia, e non perdete altri consigli ed eventi in Alpe Adria e nel nostro sito www.mainsontag.at, sempre con 2N. Grazie mille. Benissimo Nicole, grazie. Beh, gli appuntamenti sono veramente tantissimi. Non ti è venuta voglia di sciare? Voglia. Sì. A me sì. Stavo già pensando anche al ponte dell'8 di dicembre, tutta quella zona lì è bellissima anche per chi magari non sa sciare. Vero. Perché ci sono gli slittini, poi ci sono tutti i centri termali, insomma non ci si annoia mai. No, sicuramente. Veramente Nicole ci ha fatto venire voglia proprio di fuggire un po'. Poi dicevi bene, perché l'8 di dicembre cade benissimo quest'anno, perché è un venerdì, quindi si lega venerdì, sabato e domenica, e magari una piccola gitarella, una bella avventura sulla neve ci sta tutta, direi. Esatto, è proprio così. Maria, ma tornando a noi, invece è il momento di svelare le ricette dei nostri ascoltatori. Che cosa abbiamo preparato questa settimana? Oggi vogliamo dare un po' di piccante in più alla nostra settimana, e quindi abbiamo selezionato la zuppa della piccante Anna, una zuppa di patate e cipolle che arriva da Pasian di Prato di Anna Tiraboue. Tra gli ingredienti vi serviranno per prepararla 4 patate grandi, 3 cipolle bianche, 70-80 grammi circa di burro, olio extravergine di oliva, sale e brodo, all'incirca 2 bicchieri di medie dimensioni, oltre a un tocco di curry. Andrete a far sciogliere il burro all'interno di una casseruola dai margini alti, aggiungete le cipolle tritate finemente, fate rosolare a fiamma moderata per evitare che si anneriscano, quindi girate ogni tanto. Una volta che le cipolle avranno un colorito trasparente, aggiungete le vostre patate spelate tagliate a cubetti all'incirca di 1 centimetro, fate insaporire insieme alla cipolla per qualche minuto girando frequentemente, facendo attenzione che il composto non si attacchi alla pentola. Dopo aver fatto insaporire, aggiungete quindi il brodo precedentemente anche riscaldato, aggiungete sale e una spolverata di curry, mettete il coperchio e fate cuocere per circa 30 minuti a questo punto, mescolando di tanto in tanto e aggiustando con sale e olio all'occorrenza. Dopo aver controllato che le patate si saranno ammorbidite a sufficienza, usate il frullatore a immersione per creare una sorta di vellutata, e tra i nota bene c'è: non è un problema se la zuppa non risulta omogenea, anzi così è più saporita. Per gustare ancora di più si consiglia di aggiungere dei crostini di pane caldo in modo da renderla anche più bella, più gustosa, più croccante, e il gioco delle consistenze così è fatto. Direi un'ottima idea anche per queste giornate che iniziano ad essere un po' più fresche, vero? Eh sì, vero, proprio così, è anche una buona occasione per una buona zuppa al caldo in famiglia. Vero. Ma dalla zuppa passiamo alle idee proprio da portare in tavola in questi giorni e poi a Natale, perché è prontissima la nostra brochure dedicata alle ricette di Natale, le ricette delle feste di Radio Chef. Eccola qui, è stata sfornata proprio oggi, è arrivata in redazione proprio oggi, quindi super anteprima, perché verrà presentata ufficialmente questo sabato 25 di novembre, ma la trovate già in anteprima anche sul nostro sito radio.0.it. Ma se volete questa bellissima versione cartacea tutta da sfogliare, da tenere anche magari tra le vostre dispense di cucina, beh, è presto che fatta. Ci sono veramente tantissime ricette dei nostri ascoltatori, tutte dedicate alle feste, quindi ci sarà un menù perfetto per creare le vostre migliori idee, poi consigli di Radio Chef e anche tante belle curiosità, tutte da scoprire. Io ne ho scoperte veramente un sacco, ad esempio che Jingle Bells è stata la prima canzone che è stata portata nello spazio, tu lo sapevi? Sì, è stata fatta risuonare nello spazio. Avevamo raccontato un po' di tempo fa, è stata una delle prime canzoni che hanno portato gli astronauti, e qualche Natale fa l'avevamo raccontato. Beh, questa è solo di ricette anche dei nostri ascoltatori e nostri partner, quindi veramente sono ricette che avete fatto voi e che avete voluto condividere anche con tutti gli amici del Friuli Venezia Giulia e non solo, e a questo punto direi di andarle a gustare insieme, ma lo faremo al meglio veramente questo sabato 25 novembre e vi attendiamo tutti all'appuntamento con la Radio Chef Experience, perché è una Christmas edition, non si nega a nessuno, vero? Sì, beh, manca poco a Natale, quindi bisogna arrivare preparati, e quindi l'appuntamento per ritrovare anche la nostra community di Radio Chef sarà al centro commerciale Città Fiera presso lo Show Rondò. Alle 15 saremo già lì. Insieme a noi ci saranno tanti produttori del nostro territorio, produttori anche con gustosi prodotti d'eccellenza assolutamente da non perdere. Sono anche tantissimi dei nostri partner da sempre di Radio Chef, e sarà veramente un piacere condividere con loro questo appuntamento per le feste, e assaggeremo quindi tante cose, ma soprattutto ci saranno le dimostratrici del bimbi Forward Point. Questo è un appuntamento attesissimo, già molti ci hanno contattato perché utilizzano il bimbi per le loro ricette, e diciamo che è uno strumento anche per chi non ha tempo o non ama cucinare,
comodissimo perché appunto ha già delle ricette pronte, basta magari dire che ingredienti si hanno e lui ti prepara la ricettina, quindi è comodissimo. Lì loro non solo, anche perché lo raccontavi ieri, ho sentito che quando magari hai tantissime persone, questo mi ha colpito, hai tantissime persone, magari hai invitato una persona in più, 2 persone in più, e il bimbi ti aiuta tantissimo anche nel fare un lavoro più veloce quando hai tanti ospiti, quindi anche questo sicuramente è un bel utilizzo per il bimbi. Un aiutante in cucina, ma scoprirete anche che con il bimbi potete trovare tanti modi per divertirvi con i vostri bambini, per creare quello che vi può servire per dei lavoretti. Un po' di tempo fa avevamo parlato la scorsa settimana con Claudia, la nostra nutrizionista, abbiamo preparato degli piccoli addobbi di Natale utilizzando ad esempio la pasta di sale, quella la potete creare facilmente anche usando appunto il bimbi, ma poi creeranno delle divertenti, dei giochi divertenti per i bambini che verranno a trovarci, che avranno a disposizione tanti omaggi, ma prepareranno anche dei gustosi biscotti di Natale. Quindi venite genitori con i vostri bambini, mentre voi potrete scoprire e degustare tutti i prodotti del territorio, intrattenervi con il nostro quiz con tantissimi omaggi. Gli omaggi saranno proprio dei prodotti ottimi che vi potranno servire anche in questo periodo delle feste. Potrete scoprire quali regali fare, perché ormai uno dei regali più quotati del Natale è proprio un cesto con delle prodotti. delizie di qualità, e saranno quelli che vi proporremo, mentre i vostri bimbi si potranno divertire, fare i biscotti, Mettere le mani in pasta, esatto, letteralmente. e per loro ci saranno tanti omaggi divertenti. Soprattutto non mancheranno le nostre t-shirt. Sì, questa è veramente una cosa unica. Non so neanche se l'abbiamo mai fatta, Non anche credo. questa cosa delle magliette. Per Ma i per i più bambini, piccoli sì. ci saranno le magliette di Radio.0 in omaggio, assolutamente tutte per loro. E quindi siamo curiosi anche di vedere le loro facce e di vedergliele indossate, ovviamente. Noi ringraziamo anche, vi svelo alcuni degli ospiti che saranno presenti al Città Fiera: Molino Moras con le loro farine, Nonino con le migliori grappe anche della nostra regione, il Laboratorio del Dolce, l'Amaro Favero, Acqua Dolomia, che ovviamente ci accompagna sempre anche nei nostri appuntamenti in trasferta, il Miele Zorzetti, il Consorzio del Montasio, il Salumificio Dentesano e tantissimi altri ancora, quindi sarà veramente tutto da scoprire. Poi brinderemo insieme ai vini del Castello di Spessa, e anche questo, e faremo una gita anche in quella della vicina neve, anche delle nostre montagne, perché ci sarà un appuntamento speciale con gli amici della montagna, della Val Canale, sì. Eh sì, Bello. perché lì è veramente la terra dell'avvento, visto che abbiamo parlato di L'Advent bambini, lì ci sono anche tantissime iniziative proprio per i più piccoli che potranno scoprire il Natale. Lo chef che ci accompagnerà sarà Daniele Piccoli dell'Accademia del Gusto FVG, e a me sta già salendo l'atmosfera. Devo dire che già mi sogno il Natale con questo appuntamento, perché veramente ne scopriremo delle belle. E quindi passate, perché è tutto gratuito, gli omaggi sono gratuiti e non potete fare altro che scoprire cose belle. Cioè, come mancare? Vi aspettiamo dalle 15, centro commerciale Città Fiera di Martignacco, Shorondò, Radio Chef Christmas Experience, per divertirvi veramente insieme a noi. Noi di Radio E Chef. poi noi non ci saremo solo in cartonato, ma dal vivo. No, saremo dal vivo, il cartonato abbiamo qua vicino. Esatto, saremo lì per giocare e divertirci con voi. Ci ritroviamo domani con Radio Chef. Domani parleremo della spesa del momento, quali sono le verdure, gli ortaggi, e Maria è andata a prendere il cartonato e gli ortaggi di stagione, cosa mangiare, il pesce, eccolo qua. Grazie ai supermercati Bosco, vedi che ci siamo un po' rigide, mi vedo un po' rigide, nella versione cartonato. Poi ci sarà la nostra nutrizionista Claudia Casarsa, che risponderà ad alcune vostre domande. Abbiamo raccolto qualche quesito dei nostri ascoltatori, e poi avremo le ricette del momento, andremo ad Arte Giardino a scoprire gli addobbi di Natale e ancora molte altre sorprese. Ciao a tutti, a domani. Ciao a Grazie a tutti. Igor da Milano alla regia video, e andate anche a sbirciare il nostro sito dove ci sono tanti contenuti extra, radio.0.it. Ciao.